Ed eccoci finalmente alla bottega di Genève, come dicono qui a Ginevra, en français. Ecco, siamo con Saverio al secolo, no? Siamo con Francesco. Ecco, questi sono gaffe che noi facciamo, non è anche perché, come dire, sono tre comunque situazioni italiane, a Ginevra lo possiamo dire. Quindi l'Italia è ben presente, questa città dove i ristoranti etnici vanno per la maggiore normalmente, insomma è una città evidentemente Ginevra multietnica, esatto. Ecco, quindi insomma ci va bene così. No? Perciò abbiamo la barba. Siamo ben piazzati. Allora, quindi abbiamo lo chef patron, se lo posso permettere, Esatto. ecco, che da un mese, nel momento in cui stiamo registrando e filmando, è entrato in carica qui alla bottega, che è Fernando Tommaso Forino. Che arriva Arrivo da Varese. da Varese. Sì, ma dopo il giro del mondo. Partendo, no, visto l'accento. No, parto dall'estremo sud, da Napoli. Ecco, napoletano. Prima di arrivare in Svizzera ho girato quasi mezzo mondo e poi siamo arrivati qui a Ginevra. Ecco. Mentre invece la bottega nasce in Toscana, nasce a Firenze. Anzi, io prima di presentare lo chef appena arrivato vorrei capire, visto che pensavamo di sapere tutto, visto che la Toscana poi non mi è molto distante, essendo romagnolo, forse si sente dalla gente, si sente, quindi c'è il muraglione che ci separa, diciamo siamo vicini, ecco, quindi in linea d'aria, e quindi avevamo indagato effettivamente quando escono le guide, nel momento che stiamo filmando è uscita anche quella delle grandi città europee con nuove stelle, grande presentazione, eccetera eccetera. Ci fu qualche anno fa uscita la guida Michelin e quindi i giornalisti cosa devono fare? Devono un po' andare anche a indagare, vedere se esiste un ristorante, quindi non rispondeva nessuno al telefono, andiamo in questo posto. Appunto sono andato a piedi, quindi sono partito, sono passato davanti al Four Seasons e poi sono arrivato in questa zona, come si chiamava il locale? La bottega del Buon Caffè. Ecco, la bottega del Buon Caffè, che molto probabilmente si chiamava così perché era un negozio di dolciumi acquistato dai miei genitori negli anni 90, però un locale, cioè una torrefazione, un negozio di dolciumi degli anni 50 a Firenze. Ha sempre avuto quel nome ed è rimasto sempre quello. Esatto, quindi lei ha cominciato a cucinare a un certo punto, oltre che fare caffè. E lì diciamo era preso la mia famiglia, io non lavoravo con loro lì, sono rientrato dopo a metà del 2007, sono rientrato con loro e ho cominciato a cucinare lì dentro. Abbiamo trasformato il negozio di dolciumi in un piccolo ristorante. Lei chiaramente aveva fatto il giro di ristoranti. Ho lavorato, sì, spesso ho lavorato soprattutto in città, a Firenze, ho fatto esperienze nei vari ristoranti fiorentini e poi mi sono messo in proprio con la famiglia. Io so comunque che la cucina piaceva molto a questi signori danesi, lui è un imprenditore edile, mi sembra. Esatto. Che costruisce palazzi anche a Londra, lei decoratrice di alberghi, boutique hotel, non so come possiamo usare questo termine, quindi evidentemente erano comunque dei clienti, sì, esatto, ecco, dei clienti con come dire, un buon potenziale, diciamo, di acquisto. Hanno comprato il ristorante, è vero? Acquistato il mio ristorante, io andavo a lavorare per loro, nel loro albergo in Toscana. Ecco, Borgo Santo Pietro. Esattamente, lavoravo lì, ero seguo per lì e poi dopo una stagione ho deciso di prendere la mia strada e mi sono spostato a Ginevra. Dove ha aperto un ristorante, penso che sia un po' più difficile aprire un ristorante a Ginevra che a Firenze. Sì, è più impegnativo. È più impegnativo, insomma, ecco, quindi anche perché noi in questo momento siamo di fianco al teatro dell'opera, al Gran Teatro, sì, al teatro, balletti, eccetera, eccetera, e quindi siamo proprio... La grande riapertura adesso, dopo 3 anni di lavori, quindi siamo proprio accanto a siamo in una bellissima zona della città. Sì, è un po' più impegnativo aprire a Ginevra. No, mi spieghi come si fa, ecco, ad avventurarsi in una cosa del genere? Vabbè, tanto coraggio e ci si butta. Io non mi sono mai spaventato delle sfide, quindi... Qualche conoscenza ce l'aveva qua a Ginevra, immagino. Sì. C'è qualche cliente che veniva... No, in città no, però un ex cliente
di Firenze che ha creduto in questo progetto e ha sposato in pieno questo progetto. Ah, ecco, quindi c'era Sì, sì, c'era sì. uno svizzero. No, no, Svizzera è toscano. Toscano, sempre toscano, trapiantato Toscano, appunto in quindi, Svizzera. che mi ha dato la possibilità Ecco. di aprire Ecco qua. Quindi, cioè, praticamente lei ha fatto questa, diciamo, scelta nel momento che le ha dato la stella comunque. Praticamente sì. Me ne quindi, sono andato giusto 5 giorni prima dell'uscita della guida. Sì, è stata una sorpresa come l'ha presa questa cosa. Guarda, è stata una bella sorpresa, il coronamento di un... Poteva chiedere di più se lo sapeva prima. Forse sì, forse sì. Poteva, un po' già è rimasto male. Poteva chiedere un po' di più, vabbè, però alla Anche fine... perché c'è lo chef mercato, lei mi diceva, esiste un po', c'è una... Il cuoco mercato, Ecco, quindi Sì, un cuoco sì. stellato... Certo, no, vale. però purtroppo i cuochi non hanno i procuratori, quello è vero. perciò non possono chiedere di più. No, però vabbè, insomma, è stato contento perché alla fine sono riuscito a far portare la stella in un microscopico ristorantino fiorentino, non in una zona turistica, quindi è stato Certo. un coronamento di un buon lavoro. Cioè venivano un per buon la lavoro cucina, fatto, esatto. ecco, lei poi magari ci spieghi che cucina faceva a questo punto. La cucina è sempre stata una cucina un po' italiana, un po' insomma molto semplice, improntata sulla materia prima. Era rivisitato, cioè lei faceva la un ribollita po'. fatta in un certo No, non modo. facevo cucina toscana, oggettivamente ecco. no. Cucina italiana ma non prettamente toscana, un po' rivista, però insomma molto basata sugli ingredienti, molto, molto semplice. Una grandissima selezione di vini, che è la mia grande passione insieme alla cucina. E quindi era un ambiente familiare, quindi la gente stava molto bene, si era creato un bellissimo ambiente. Quindi, Ecco, è questo quello che è piaciuto quindi a questi signori appunto che poi si sono innamorati del locale, tanto che l'hanno acquistato e trasferito appunto sul Lungano. Ecco qua. Quindi vini intanto, ma vini toscani o anche internazionali? No, vabbè, ora qui lavoriamo moltissimo con gli italiani, tanti toscani, però non solo toscani, lavoriamo tanto con gli italiani, anche francesi, qualcosa di Austria, Germania, però prettamente italiana la carta. Però insomma è una parte molto importante del ristorante, la cantina. Mentre in Italia lei spaziava di più. Sì, in Italia lavoriamo molto anche più con gli stranieri, proprio più francesi in Italia che qui, ecco. È sempre stato un po' non convenzionale. Ecco. Quindi vini, cioè grandi vini, quelli che funzionano a livello internazionale, anche delle cose... No, per filosofia non abbiamo nessuna grande azienda proprio per filosofia, mi piace più fare ricerca di piccoli produttori. Poi vini, non so, biodinamici. Molto, lavoriamo molto vini biodinamici, vini naturali. Le grandi aziende bisognerebbe, è come vincere facile alla fine. No, poi le grandi aziende il fatto è che se vuoi le compri anche al supermercato, quindi non posso produrre vini che propone... Non c'è una ricerca. Non perché non siano buoni, però perché non è proprio la filosofia che sposo, non è la filosofia che sposo. Preferisco più conoscere il produttore di persona, sapere come lavora, perché lavora in quel determinato modo e avere una storia da raccontare sul vino, piuttosto che vendere un marchio conosciuto da Firenze a New York o a Tokyo. Comunque tanto lei mi sembra che abbia un sommelier che produce vino nel Vallese, che dire, è una zona comunque le piace il Vallese. Anche se non diamo spazio ai vini svizzeri nei nostri ristoranti, quindi siamo un po' sempre non convenzionali, quindi non abbiamo vini svizzeri in Svizzera. Anche perché mi sembra che costino il triplo i vini. Non costano poco, sì, effettivamente non costano poco, quindi forse non vale proprio la pena. Il rapporto qualità-prezzo non c'è molto, quindi non vale la pena investire su quei vini per il mio punto di vista. Ecco qua, quindi la bottega, mi ha spiegato come è nata la bottega, sono già passati nel frattempo quanti anni? Qui 3 anni. 3 anni? Quindi questa cosa qua del passaggio è di 3 anni fa o c'è stata una pausa dalla stella, c'erano dei lavori? Tempo di organizzare, da novembre 2014 abbiamo aperto a maggio 2015, quindi 6 mesi tra... organizzare, fare sopralluoghi, capire, certo. In 6 mesi abbiamo... Che poi eravate qui sopra? Sì, ce l'abbiamo ancora, abbiamo il secondo ristorante sopra, quindi che la vecchia bottega è diventata l'osteria della bottega, che è il nostro secondo ristorante, più tradizionale, più informale, e la bottega invece è diventata, abbiamo spostato la bottega in questo fondo un po' più... Ecco, siete scesi qui, diciamo, proprio, c'è la passeggiata di fianco appunto al teatro. Sì,
siamo spostati in questo fondo più... Ecco. Bene, quindi è cosa recente dello chef nato comunque proprio a Napoli, di Napoli, studi tra l'altro, c'è una scuola tra l'altro, giustamente a Napoli, un'università che parla chiaramente di prodotti, dove si studiano chiaramente. Ecco. Vabbè, ho fatto 5 anni di scuola alberghiere e poi, però comunque fin da piccolo, da 14 anni, ho iniziato già a muovermi nelle cucine. Arrivato poi alla maturità ho cercato di intraprendere la via dell'università come chimica degli alimenti, però alla fine tempo non c'era, quindi fra il lavoro e la scuola non trovavo troppo tempo e quindi ho deciso di intraprendere alla fine la strada che faccio ora, cioè nel senso è come uno stile di vita, cioè, per me non è un lavoro ma è uno stile di vita e questo mi rende immensamente il cuore pieno di gioia. Faccio il mestiere che volevo fare. Che non è poco fare quello che ti piace. Ecco qua, quindi vi siete conosciuti recentemente? Recentemente sì, siamo conosciuti recentemente e quindi l'arrivo di Fernando è proprio per dare spazio anche a pensare a nuovi progetti, a nuove idee e dare una spinta ancora maggiore al ristorante dalle sue esperienze precedenti. Quindi abbiamo dei bei progetti. Diciamo che questo mese è stato, io penso che il rapporto è come un fidanzamento, no? Abbiamo fatto questo primo mese, ci stiamo conoscendo e piano piano è come bisogna prima costruire le fondamenta, siamo le fondamenta solide per poi costruire un grattacielo, perché l'obiettivo è sempre guardare dal basso verso l'alto ma non mai dall'alto verso il basso. Ora, cucina italiana comunque che riguarda tutta l'Italia, non solamente la Toscana, e non necessariamente la Toscana e la Campania. Io ho provato un piatto che mi sembra sia il cavallo di battaglia, qui lo spaghetto praticamente col basilico, l'aglio. Agliole, peperoncino e vongole. E vongole, quel verde era? Quello è il prezzemolo. Prezzemolo. Abbiamo preso un classico, penso, della cucina italiana. La cosa che agli occhi sembra la cosa più semplice al mondo, ma penso che comunque un cuoco si misura facendo 2 piatti, o agliole e peperoncino o lo spaghetto al pomodoro, che sono 2 must con ingredienti zero, rendere un piatto buonissimo. E poi niente, l'abbiamo solo rivisto, cioè nel senso alla fine cuciniamo lo spaghetto in una centrifuga di prezzemolo, gli aggiungiamo una spuma all'aglio e l'alga che lei ha mangiato su, cioè alla fine è lo stelo del prezzemolo disidratato che alla fine assomiglia ad un'alga con il gusto di prezzemolo. Quindi era buono, però come dire, c'era anche un certo procedimento, insomma, non semplicissimo, detto sinceramente. Magari mia moglie che è la cuoca, quella che cucina, io mi limito un po' come Artusi, no? Che lui mangiava e la Marietta cucinava e lui si è limitato appunto a scrivere, quindi io chiaramente sto anche filmando e quindi annoterò tutto e documenterò tutto. Quindi altri piatti? Ma altri piatti, allora abbiamo, come anche lei ha assaggiato, il salmone in salsa barbecue, che anche quello è un... Questo è un salmone? No, perché poi ci si sbaglia perché molte volte può essere anche una trota affumicata, questo invece è il salmone. Sì. Diciamo che l'idea nasce come gli è stato spiegato, del ricordo del mio viaggio in America, no? Dato che io sono stato in America, ho voluto reinterpretare l'hamburger, perché alla fine l'idea nasce da un hamburger, alla fine è un salmone marinato ed affumicato con della salsa barbecue, di una cialda, la cialda che ho mangiato al sesamo, quindi ricorda il pane al sesamo dell'hamburger, le verdure fermentate, in questo caso erano delle rape rosse e gialle, e poi il formaggio, dato che ci troviamo in Svizzera, abbiamo messo l'Emmental.
Infatti quello devo dire è stato molto carino, ecco, questo devo dire l'ho notato in modo particolare. Questa è stata tra l'altro un'esperienza diciamo veloce e rapida perché chiaramente siamo in Svizzera, siamo in Ginevra, quindi è la città di grande business, diciamo rispetto all'Italia si mangia un'ora prima e ci sono i tempi abbastanza stretti praticamente. Dalle 12.30, 12.40 alle 14. Soprattutto la pranzo, sì. Ecco, quindi ci sono questi tempi qua che vanno chiaramente rispettati, mentre la sera, come dire, c'è Sera, più... sì. La sera abbiamo abbiamo una selezione diversa perché il nostro il ristorante ha una struttura che comunque alla fine tu vieni e la cosa bella è che tu non scegli, non sai cosa mangi, perché noi proponiamo 3 menù da 5, da 7, da 9, però è un menù sorpresa, quindi tu scegli solo le portate e poi alla fine non sai cosa mangi. Noi lo spieghiamo sempre perché c'è sempre quello che dice menù sorpresa, cosa c'è. C'è sempre, no? Noi non lo diciamo, Sì, no, però c'è sempre noi quello, chiediamo sembra, e quindi noi continueremo non sempre a spiegarlo perché il menù a sorpresa è questo. Se no, che sorpresa, se no un menù. Anche perché sì, è un menù sorpresa, quindi base anche ritorno del mercato, eccetera, eccetera. C'è un prezzo, ad esempio, chiaramente, no? C'è un prezzo stabilito e in più ad ogni menù abbiniamo anche una degustazione di wine pairing, quindi alla fine nel senso abbiamo comunque siamo un ristorante che comunque promuove anche tanto il vino, soprattutto ci basiamo al ristorante perché comunque mangi e bevi, quindi accompagniamo ogni menù o da 5 o da 7 il wine pairing, che comunque alla fine anche quella è a sorpresa, cioè nel senso tu vieni e fai un'esperienza, ti siedi a tavola e vivi un'esperienza perché comunque alla fine non sai né cosa mangi né cosa bevi. Esperienza gastronomica chiaramente è perfetta, poi chiaramente c'è quello che vorrebbe saperlo prima, ma come le esperienze devono essere anche un po' una sorpresa, altrimenti finisce. Vuole sapere prima come mangiare la carta. Ecco, esatto, abbiamo quindi una carta dove poi ci sono due antipasti, due primi, 2 secondi e 2 dessert, che per chi tra virgolette vuole essere più sicuro, no? Certo. E non vuole andare all'oscuro mangia la carta. Bene, questo quindi è Bottega a Ginevra, la via, la ricordiamo? Rue de la Corraterie. Io poi mi permetto di dire che bisogna organizzarsi, parcheggiare in un parcheggio chiaramente, perché poi ci sono delle regole che riguardano Ginevra. Qual è il consiglio? Ecco, per venire, perché chiaramente la stella Michelin è arrivata grazie ai clienti che già ci stanno qui, quindi è una zona di passaggio molto frequentata, però la stella Michelin incuriosisce anche noi giornalisti, come tutti quelli che, come dire, invece di andare, che so, alla IOL, in un posto dove chiaramente si parcheggia benissimo perché è al centro della Francia, distante dal mare, quindi nell'Aubrac, mentre qui, come dire... questo è il male di essere nei centri città, noi siamo proprio in centro. Ecco, quindi qual è il consiglio che possiamo dare, mi sembra importante, no? Se magari qualcuno vuole venire a trovare da Napoli, cosa bisogna fare? I mezzi pubblici funzionano Ecco. funzionano benissimo. Comunque o all'aeroporto, che comunque l'aeroporto è attaccato, cioè è molto collegato bene con il centro città. Certo. La stazione che è molto vicino. Qui è qui vicino? Molto vicino. Sì, Ecco. sono 5 minuti a piedi, quindi Sì, la città e è poi molto è piccola e poi è collegato molto bene. collegato Siamo in bene, Svizzera, ragazzi. quindi sono precisi. La macchina diciamo è sconsigliata. Quindi la prossima volta non faremo questa gaffa. No, la lascia in albergo e viene con i mezzi. No, il mio riferimento era solo che chiaramente arrivando, come andare normalmente in qualsiasi ristorante, come dire, io sono arrivato quasi davanti al ristorante, ma non si poteva parcheggiare e il parcheggio è limitato, quanto dura? Un'ora e mezza, cioè uno può pagare il parcheggio, ma non, quindi chiaramente non riesci a pranzare, perché poi così chiudiamo. A Bologna ha aperto Fico e si lamentano del fatto che non funziona la navetta della stazione a Fico, ma l'andata e il ritorno alla stazione costa 7 euro, immagino che molto probabilmente chi va negli outlet comunque sia trasportato gratis, quindi penso che il problema è già risolto, quindi mettetela gratuita, così magari la navetta che è stata prevista per un anno e quindi è tutto a posto. Quindi noi da Ginevra con la buona Pasqua vi salutiamo, fate anche le colombe
panettoni, no, non c'è tempo ovviamente. Ancora no, c'è tempo. Ancora ecco. quello magari No. sarà un work in progress. Però è vero che... Mai dire mai nella vita. Ecco, quindi la cosa, anche perché so che si fanno dalle parti di Napoli, no? Pastiere, colombe. Ecco, in questo periodo. Bene, grazie a tutti. Grazie mille, saluti.